Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima, c'è stata la Numero 3, rottura Elton da Francis, parte squalificato. di Elton Francis, è andato al comando Numero subito 6, Erstino Carol che sfida nei Ramage, confronti di squalificato. Ertistone Jet. Così al comando Erst Inno, mentre in seconda posizione c'è Ertistone Jet, all'esterno avanza Don Moa Glory che scavalca Capta e gli offre un punto di riferimento. Terzo in corda è Vaumar che precede Fakelfin, mossa in mezzo alla pista da parte di Eminem Font che dopo 400 metri risale, mentre ha mosso Biscuit del Nord che si è scoperto. In anticipo sulle mosse dei rivali, l'avanzata in terza corsia di Eminem Font per il momento non è granché produttiva, rimane un po' lì appeso in terza, intanto 45-3 per i primi 600 di gara da parte di Ernstino che cammina il comando, Ertistone Jet in seconda posizione sempre davanti a Vaumar, Eminem Font che galoppa, una volta scavalcato Biscuit del Nord e così Numero dopo il primo 16, giro passati in 1 Eminem minuto e 6 Font, decimi, Erstino è sempre in vantaggio su Ertistone Jet e Vaumar, lo scoperto c'è sempre Biscuit del Nord con in scia Capta, poi Don Moa Glory, quindi Evanti Spritz che precede Baldur ed Eppi, si è infilata invece in corda Ziguli dei Greppi che ha scelto le vie brevi, la mossa in mezzo alla pista a un giro dalla fine, quella di Baldur che cerca la risalita in terza, dura per il momento perché davanti c'è un bel ritmo imposto da Erstino e Ertistone Jet sempre in seconda posizione avanti a Vaumar, di fuori non si progredisce con Erstino sempre in chiara evidenza su Ertistone Jet e Vaumar, poi Fakelfin, Capta che prova a mettere il naso in terza ruota ma è durissima a venire da dietro, il leader ha fatto un altro 15-1, in evidenza sempre Erstino seguito da Ertistone Jet, poi Vaumar, Capta, lo scatto in mezzo alla pista da parte di Eppi che partiva da lontanissimo, 14,7 di là, 2,1,4 per Numero il miglio 15, di gara, Evanti è in Spritz, vantaggio Erstino squalificato, nei Ambio. confronti di Ertistone Jet, poi Vaumar, Capta, Eppi in mezzo alla pista, ancora Fakelfin, cerca spazio anche Ziguli dei Greppi, all'ingresso dell'addirittura d'arrivo in netto vantaggio Ernst Inno che ha 4 lunghezze su tutti i rivali, Capta, Ziguli dei Greppi ed Eppi nel finale, Ernst Inno viene a vincere nettamente per il secondo posto, Ziguli dei Greppi batte sul palo Capta, poi Eppi. 1,16,6 il doppio chilometro di Ernst Inno. Alberto Garruto in salchi per il training di Manuele Matteini, i colori di Luca Garruto, la vittoria del figlio di Pascia Lesti in percorso di testa, si impone chiaramente in questa tris, molto giocato, ottiene il suo successo, seconda Ziguli dei Greppi, terzo Capta, quarto Eppi, al quinto posto termina il numero 11 di Fiorenza Cla.